occupati abusivamente alla Palazzina Circus di Chirignago, dove una violenta lite tra inquilini è finita con un incendio doloso. Gli inquilini regolari in albergo a spese dell'Ater torneranno a casa probabilmente la prossima settimana. L'omicidio di Sergiu Tarna, l'auto con cui l'ex vigile Riccardo Salvagno è fuggito in Spagna dopo aver sparato al 25enne, è rientrata in Italia e saranno i RIS ad analizzarla. 30 sollevamenti in 51 giorni a Venezia. Il 2026 è iniziato con un numero record di attivazioni del Mose e secondo gli esperti tra qualche decina d'anni gli innalzamenti saranno quotidiani. Amministrative, gestione del turismo, ambiente, statuto speciale, tutto parte dal ripopolamento di Venezia. La campagna elettorale di Andrea Martella al via. Aumentano gli infortuni e le morti sul lavoro in Veneto. Lo studio di Fondazione Corazzin e CISL Veneto. Calcio, domani pomeriggio alle 15 a Sant'Elena il Venezia affronterà il Pescara con l'obiettivo di dare continuità al suo cammino in cima alla classifica. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Murate dunque le porte degli alloggi occupati abusivamente alla Palazzina Circus di Chirignago, dove una violenta lite tra inquilini è finita con un incendio doloso. Gli inquilini ora del palazzo, che si trovano sfollati in albergo pagato dall'Ater, torneranno a casa probabilmente la prossima settimana. L'ingresso è stato sbarrato con un grosso pannello incompensato al civico 4 del maxi condominio Circus di Chirignago, dove sono ancora evidenti i segni dell'incendio doloso del 16 febbraio, per il quale fortunatamente non si piangono vittime ma si contano sfollati. I 10 appartamenti che compongono questa parte del complesso di edilizia residenziale pubblica rimangono vuoti. 21 condomini sono alloggiati in albergo, prima a spese del Comune di Venezia, poi dell'Ater, in attesa che vengano ripristinate le condizioni di vivibilità per le quali si parla della settimana prossima. Vietato l'accesso per motivi di igiene e di sicurezza, così recita il cartello che è stato affisso sulla porta sbarrata del condominio. Per i 21 inquilini che in questo momento occupano degli alberghi a spese dell'Ater non è ancora certa la data in cui potranno fare rientro nelle loro abitazioni. Chi invece è sicuro di non rientrare più sono coloro che gli appartamenti li occupavano abusivamente. Di questi appartamenti si stanno murando anche gli ingressi. L'incendio e la conseguente evacuazione dello stabile hanno rappresentato un'occasione di sfratto che è diventato esecutivo. Ancora una volta l'Ater di Venezia e tutta la collettività deve subire i danni arrecati dagli occupanti abusivi. Questa volta è stato veramente sfiorato il morto. Attualmente 21 persone sono spostate presso degli hotel, ci sono persone fragili, minori, la situazione è ancora molto grave. Stiamo spendendo un sacco di soldi come Ater di Venezia per ripristinare le condizioni di salubrità del condominio, ma siamo stufi del ripetersi di queste situazioni. Quanto accaduto a Chirignago, la lite violenta tra condomini e l'incendio doloso ha generato però anche una riflessione e un dibattito più ampio sul tessuto sociale e sulla gestione della sicurezza in quest'area. Secondo il consigliere comunale Dem Gianluca Trabucco, ex presidente della municipalità di Chirignago Zelarino, assieme alle forze dell'ordine c'è bisogno d'altro. Prima dell'avvento della giunta Brugnaro e quando le municipalità funzionavano, nella zona del Circus esisteva un comitato formato da amministratori di condominio, i rappresentanti degli inquilini, le associazioni della zona, i tecnici del comune, delle politiche sociali, i rappresentanti delle municipalità. Insieme, periodicamente, si facevano degli incontri per fare il punto della situazione, verificare quali erano i casi più problematici ed evitare che situazioni di difficoltà esplodessero nei conflitti che abbiamo visto proprio negli ultimi giorni. Secondo Trabucco, occorre ripristinare quei presidi territoriali. Solo così, conclude, si potrà dare sicurezza, perché accanto e prima dell'intervento delle forze dell'ordine serve anche prevenzione. L'omicidio di Sergiu Tarna, l'auto con cui l'ex vigile Salvagno è fuggito in Spagna dopo aver sparato al 25enne, ora rientrata in Italia, e saranno i RIS di Parma ad analizzarla. È tornata in Italia dalla Spagna la polo nera dell'ex vigile in carcere con l'accusa di aver ucciso il 25enne Sergiu Tarna la sera dello scorso 30 dicembre nelle campagne di Malcontento ad Imira.
Si tratta dell'auto in cui Salvagno e il suo complice Andrea Vescovo, entrambi in carcere, avevano caricato e sequestrato la vittima prima di ucciderla con un colpo secco di pistola alla testa. La speranza degli investigatori è quella di trovare prove nell'auto, tracce di sangue, impronte, forse l'arma che permettano di chiudere il cerchio. L'auto era stata abbandonata da Salvagno nell'area aeroportuale di Valencia, dove era fuggito dopo aver ucciso Tarna, salvo rientrare in Italia dopo qualche giorno. È stata portata a Parma e consegnata ai carabinieri del reparto scientifico dei RIS. Saranno loro ad analizzarla. L'acqua alta ora a Venezia, 30 sollevamenti in 51 giorni. Il 2026 è iniziato con un numero record di attivazioni del Mose. È una città antica, di pazienza e di tempo ne ha avuto tanto. È una signora anziana che va governata e curata. Le cure per Venezia prevedono tra l'altro il sollevamento antiacqua alta delle paratoie del Mose, un medicinale che quest'anno si è dovuto somministrare con una frequenza mai vista prima. Per ora, nel 2026, ci sono già stati 30 sollevamenti in appena 51 giorni, un record. Venezia poi potrà anche essere una città fragile e anziana, ma ad essere invecchiato male in realtà è il mondo che le sta attorno. Le previsioni dell'IPCC, dell'ente che è più autorevole per fare questa cosa, dice che per la fine del secolo ci sarà un metro di livello relativo del mare in più, a cui dobbiamo aggiungere poi i contributi della subsidenza naturale che è infermabile. Questo vuol dire che nel giro di 20, 30, massimo, più o meno di 10 anni, lei dovrà chiudere il Mose praticamente sempre. A quel punto non c'è più laguna, non è più manutenibile, non c'è più uso marittimo della laguna, che piaccia o non piaccia è quello su cui per migliaia di anni, per 1000 anni insomma, si è fondata la forza della dominante. E non ci sarà più città perché marcisce, non sono io che porto sfiga, è ovvio. La voce del professor Andrea Rinaldo, nel suo campo un'indiscussa autorità di livello internazionale, echeggia in giornate in cui c'è chi sostiene che il Mose lo si stia già alzando troppo spesso. In realtà il meccanismo è automatico. La soglia per l'attivazione è una previsione di marea di 110 centimetri, con un margine di rischio di 10 centimetri. Quando la previsione raggiunge 100, per noi è 110, quindi si chiude. Si chiude quando, e si decide di chiudere, 3 ore prima che si alzi la barriera. Ora in 3 ore la marea può cambiare, cambia un po' il vento, succede qualcosa e quindi a volte non si raggiunge il limite del rischio, però deve essere molto chiaro, e siamo qui per spiegarlo a tutti, che il processo decisionale non è una cosa che cambia ogni giorno. In ogni caso, per ora la quotidianità delle maree a Venezia rimane ancora una questione governabile. Il pericolo, piuttosto, come sostengono gli esperti, è in un futuro più vicino di quanto si possa pensare. Il problema di Venezia è un problema gravissimo ed è un problema che io credo che richiede un intervento e un ripensamento completo, perché in realtà quello che succede è che Venezia può diventare un esempio per tutto il mondo di quando l'ambiente costruito non è rilocabile. Singapore abbandona tutto, va dall'altra parte. Con Venezia non vorrei che si facesse, perché devo confessare una cosa: da 40 anni abito a Padova, ma io sono nato e cresciuto a Venezia, quindi ci tengo. Amministrative, gestione del turismo, ambiente, statuto speciale, tutto parte dal ripopolamento di Venezia. Le parole del candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella. Non è un capitolo del programma, è la questione principale, il nodo da cui tutto deve generarsi, perché ripopolare significa avere case a disposizione, perché ripopolare significa avere servizi, perché ripopolare significa avere un'attività economica non solamente legata ai flussi turistici, ma alla capacità di creare nuova occupazione, nuove attività. Dal ripopolamento di Venezia nascerà il vero cambiamento. È la sfida del candidato sindaco di centro-sinistra Andrea Martella, che ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale davanti a centinaia di persone riunite al Cinema Candiani di Mestre. Abitare, lavorare, proteggere, ricucire sono le parole chiave della proposta, oltre alla volontà dello statuto speciale per la città. Il nostro metodo è il dialogo, il confronto, l'apertura, e proseguiremo in questo modo, dimostrando che tutti potranno sentirsi protagonisti del destino di Venezia. Io mi candido a sindaco perché voglio ascoltare la città e voglio guidare il cambiamento. Penso che sia possibile farlo perché Venezia e Mestre hanno tutta la forza per ripartire e bisogna fare delle scelte concrete. Ne ho indicate alcune
abitare, lavorare, proteggere la città, renderla più sicura e rigenerarla. Questa è l'ambizione che noi abbiamo e riusciremo a farlo perché sento una voglia di cambiamento che noi vogliamo interpretare al meglio, con credibilità e con serietà e come ho detto, con la forza di cambiare. La prima parte dell'evento ha visto gli interventi dei rappresentanti delle forze politiche e civiche della coalizione che sostengono Andrea Martella. Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Verde Progressista più Europa, Partito Socialista, Venezia è tua, Radicali, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista. La nostra coalizione è ampia, plurale. Io a tutti ho chiesto non un atto di fede ovviamente, ma ho chiesto fiducia, impegno, determinazione, credere nella nuova speranza che noi possiamo mettere in campo per Venezia. La risposta è importante e penso che non potrà che rafforzarsi. E intanto dal centro-destra continua il silenzio sul candidato. A Venezia la coalizione ha scelto me, l'abbiamo fatto sulla base di un progetto, dall'altra parte vedo che il progetto non ce l'hanno, il candidato nemmeno, penso che sceglieranno a Roma il candidato non sulla base di una diciamo idea per il futuro, ma sulla base di una spartizione fra di loro. Non credo che noi ce ne occuperemo più di tanto, andiamo avanti per la nostra strada con le nostre idee. Aumentano gli infortuni e le morti sul lavoro in Veneto, lo studio di Fondazione Corazzin e CISL. Crescono il numero delle denunce come crescono il numero degli infortuni, quindi da una parte c'è maggiore consapevolezza di chi si infortuna nel processo di denuncia del fatto grave che gli può accadere. Poi ci sono quelli mortali purtroppo che sono anche quelli in forte aumento, dall'altra parte però ci allarma moltissimo il numero crescente di infortuni anche gravi. Sono 71.867 gli incidenti che hanno comportato conseguenze per i lavoratori in Veneto denunciati all'INAIL nel 2025. Di questi 60.237 sono avvenuti nei luoghi di lavoro, mentre 11.630 in itinere. L'aumento è di 1.681 rispetto all'anno precedente e 2.935 rispetto al 2020, più 4,25%. Si esclude il picco del 2022 influenzato dal Covid. Tra le province in cui si è registrato un considerevole aumento, in testa ci sono Verona e Padova. Verona e Padova sono due province che hanno visto aumentare il numero degli infortuni e soprattutto quelli mortali, in particolare la provincia di Verona. Questo è determinato naturalmente anche dall'incidenza della popolazione residente e dal numero dei lavoratori occupati. Le province di Belluno e di Rovigo sono quelle meno esposte proprio per il numero di residenti e lavoratori occupati. Giovani e ultra cinquantenni tra le fasce più colpite. I giovani, quindi fino ai 35 anni, e i senior. Ci preoccupa moltissimo l'incremento sia di infortuni non mortali che di mortali nei lavoratori senior, oltre a quelli stranieri purtroppo che sono anche quelli molto esposti. I senior ci preoccupano perché significa che ovviamente sta invecchiando la demografia nel nostro territorio e nel nostro paese, e serve anche qua un investimento forte, una multidisciplinarità di approccio del problema a partire dalla formazione. Bisogna evitare che i lavoratori senior, quelli dai 50 anni in su, per capirci oggi tecnicamente a 55 anni si è anziani, vengano coinvolti in mansioni che non sono adeguate alla loro età e al loro status anagrafico. La formazione è fondamentale, ribadisce il sindacato. Serve ancora maggiore investimento in formazione e in consapevolezza. Quello che stiamo facendo è un grande lavoro assieme alle imprese virtuose, al sistema della bilateralità, ai presidi che abbiamo previsto a livello nazionale e regionale, però è ancora molto quello che c'è da fare proprio per i numeri che sono emblematici anche della crescita dei morti che ci sono stati nel 2025. L'ospedale San Camillo del Lido di Venezia si è aggiudicato un importante progetto europeo per costruire una rete di volontari disponibili. Una rete di cittadini per la ricerca, si chiama così il progetto europeo, che è risultato tra gli 8 progetti vincitori su 180 candidati, che coinvolge a Venezia l'ospedale X San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia come capofila, ma anche la Fondazione Villa Sarus, l'ospedale Villa Sarus in terraferma e l'ex Fate Bene Fratelli in centro storico, ovvero i 3 ospedali del gruppo, insieme al gruppo Maggioli, al via il reclutamento per 100 volontari. Il progetto mira a costruire una rete stabile per il coinvolgimento della popolazione nei progetti di ricerca scientifica e più
in ampio spettro e coinvolge la cittadinanza nel mondo della ricerca clinica anche tramite eventi di divulgazione e laboratori di ascolto, in modo da avvicinare il mondo della ricerca e della scienza ai bisogni della popolazione. Gli obiettivi del primo anno sono il coinvolgimento di almeno 100 volontari coinvolti in diversi progetti di ricerca in base appunto all'interesse anche del singolo individuo volontario e anche l'organizzazione di diversi workshop tra appunto ricercatori, clinici e cittadini. Alla presentazione a Ca' Farsetti presenti l'assessore Venturini, il divulgatore scientifico Patrizio Roversi e la regista Mietta Corli. Si cerca di coinvolgere il più possibile la popolazione e hanno chiesto ovviamente al Comune di aiutarli nel raccontare questa progettualità. Sarà una progettualità comunque lunga, che avrà tutte le tappe di una ricerca scientifica lunga e complessa, però chiede questa volta ai veneziani di essere protagonisti. Matisse è un'intuizione della regista Mietta Corli, che è innamorata di questo artista da sempre, e in particolare, e qui c'è il nesso con la Fondazione Villa Salus, degli ultimi anni di Matisse, quando vecchio, malato, non si è arreso e in realtà è riuscito a concepire un progetto artistico che ha segnato la storia dell'arte del Novecento. Il 28 febbraio al Teatrino di Palazzo Grassi ci sarà questa videoinstallazione costruita sull'album jazz di Henri Matisse, che ha realizzato alla fine della sua vita. Ed ancora salute, all'ambulatorio di emergency di Marghera circa 2000 persone sono state accolte nel corso del 2025. Nel 2025 abbiamo assistito circa 1600 persone con più di 10.000 prestazioni erogate. Sono oltre 60 i volontari che operano all'ambulatorio emergency di via Giovanni Battista Varè di Marghera e che lo scorso anno ha accolto circa 2000 persone. Emergency da tempo si batteva per iscrivere i minori comunitari al Servizio Sanitario Nazionale in Veneto. A seguito di una lunga battaglia legale, questo da dicembre 2025 è possibile. La sentenza ha obbligato la Regione LUS di riconoscere l'iscrizione obbligatoria e gratuita al pediatra di libera scelta per tutti i bambini. Ostacoli burocratici che possono compromettere o disincentivare l'accesso alle cure. Quello che cerchiamo di fare qui è capire il problema della persona, dove il suo percorso si è inceppato, e cercarla di supportarla nel superamento di questi ostacoli. Nella sede di Marghera ci sono ambulatori di medicina generale, un ambulatorio infermieristico, pediatrico e un punto di ascolto psicologico, uno sportello sociale con un assistente sociale, coordinati tutti da operatori esperti rispetto alla normativa vigente e i servizi del territorio per orientare i pazienti. Tutto questo supportato da dei mediatori linguistico-culturali. Le persone vengono qui principalmente perché hanno un problema di salute, ma poi emerge che dietro questo problema di salute ci sono tutta una serie di fattori che lo vanno a creare, a condizionare, fattori che hanno a che fare con l'alloggio, il posto dove si riesce a dormire, che hanno a che fare con il lavoro, la precarietà, anche la solitudine, per esempio non avere reti sociali intorno, sono tutte cose che vanno a impattare sulla salute. Solo lavorando su tutti questi aspetti si può fare poi un percorso di cura efficace. Ed ora lo sport calcio, domani pomeriggio alle 15 a Sant'Elena il Venezia riceve il Pescara con l'obiettivo di dare continuità al suo cammino. Quello che guardando la classifica potrebbe apparire come un semplice testacoda è in realtà una partita potenzialmente piena di insidie per il Venezia, che affronta il Pescara nel 26esimo turno del campionato di Serie B. Mister Giovanni Stroppa, attraverso il canale ufficiale del Venezia FC, invita a non abbassare la guardia. Si va avanti rispettando tutti, sapendo che ci sono sicuramente delle opportunità, ci sono delle difficoltà, ci saranno delle difficoltà domani, ma troppo importante l'obiettivo per disperdere energie oppure non trovarle. Assente per squalifica Issa Doumbia, tutti gli altri, eccetto Bjarkason per infortunio, sono a disposizione. Il tecnico arancione-verde conosce bene l'avversario di giornata. Ha giocatori davanti molto temibili, ha trovato in mezzo al campo un ragazzo che conosco benissimo, che è Brugman, che gli dà dei tempi eccezionali, ha qualità tecniche superiori alla media,
Holzer lo conosciamo, e poi a giocatori brevelini, giocatori che comunque la categoria la fanno o la possono fare da protagonisti. È vero che arrivano da un percorso di difficoltà, ma mi sembra che le ultime prestazioni Avellino insegna, e tornando al discorso, anche se non lo guardiamo, però noi ad Avellino non abbiamo raccolto quello che potevamo raccogliere, quindi Pescara arriva da una vittoria ad Avellino importante, e quindi è una squadra che è in salute, e quindi è difficile domani. Era l'ultimo servizio da Venezia, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, il meteo e poi il TG di Treviso. Arrivederci.